Resta ancora senza risposta e alimenta ovviamente sospetti il motivo che ha spinto un funzionario di banca, per questo licenziato, a spiare i conti correnti di politici di primo piano e funzionari di Stato, a partire dalla premier Meloni con la sorella Arianna e l'ex compagno Andrea Giambruno. Tra i nomi anche il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. L'esistenza di un'inchiesta a riguardo, titolare la procura di Bari, è stata rivelata sulle pagine del quotidiano Domani e a livello politico ha avuto l'effetto di uno tsunami. Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. Inquietano, anche se ormai non stupiscono più, le tante ormai situazioni di dossieraggio di cui, guarda caso, sono vittime sempre i vertici di centrodestra. Mi auguro che la magistratura, e in tempi brevissimi, faccia chiarezza su un tema così delicato come quello della privacy di cittadini che sono costantemente oggetto di attenzione da parte di soggetti esterni. L'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato l'8 agosto scorso dopo l'apertura di un procedimento disciplinare, avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi a conti correnti. Tra i governatori, oltre a Zaia, anche il presidente della Puglia Michele Emiliano e l'ex dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, attuale europarlamentare. Nella lista i ministri Crosetto e Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa, funzionari dell'Arma e della Guardia di Finanza, procuratori. Il riservo delle comunicazioni private, quelle che sono le questioni private, sono tutelate dalla Costituzione e mi sembra che qualcuno se lo sia dimenticato. E guarda caso, gli obiettivi di queste speculazioni, di questi dossieraggi sono sempre quelli del centrodestra. Qualcosa su cui riflettere, su qualcosa che desta veramente tanta preoccupazione.